Braccia incrociate mercoledì mattina dalle 7 alle 10 alla Portineria 9, dove i lavoratori della Syndial di Marghera hanno organizzato uno sciopero con volantinaggio. Uno sciopero che era da tempo che almeno su questa azienda non si faceva. È evidente che la situazione sta peggiorando sempre più. Hanno cambiato il contratto di questi lavoratori e l'azienda sta sempre più cercando di risparmiare proprio su queste attività. Syndial è una società del gruppo Eni che fornisce un servizio integrato nel campo del risanamento ambientale. Si occupa anche a Porto Marghera di campionamento e analisi delle acque, suoli, rifiuti, emissioni in atmosfera, ricerca e sviluppo per realizzare tecnologie a minore impatto sull'ambiente nell'ambito dell'attività di bonifica. Da tempo purtroppo non esiste un dialogo con l'azienda e i dipendenti non ci stanno. Se non ci saranno risposte faremo dell'altro, faremo vedere che ci siamo. All'azienda innanzitutto si chiede di cambiare il metodo che ha di rapportarsi con noi dell'RSU e con noi del sindacato. Vogliamo tornare ad avere un'azienda che ci ascolta e che discute e non che fa dei monologhi a senso unico su ogni argomento e che dice così è e così ve dovete prendervela.